gioia em lodarlo, em glorificar o nome do Senhor. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte
per lodare il tuo nome, oh Padre, nonostante tutte le cose, Signore. Noi ricordiamoci di te, ci ricordiamo, Signore, del tuo sacrificio, ci ricordiamo, Signore, che tutto ciò che succede per la tua gloria, per l'onore a te. E noi siamo qui riuniti, Padre. Ci ricordiamo di tutti quelli che sono in campeggio. Noi lodiamo il tuo nome, Signore, perché loro sono lì, che imparano più di te, oh Padre. Nonostante noi non siamo potuti andare lì, oh Padre, ma siamo qui per lodare il tuo nome, per ringraziarti, per renderti lode ed onore. Lode a te, oh Padre, per la tua bontà, per la tua misericordia. Lode, Signore, perché tu sei degno, Padre. E noi siamo qui per ringraziarti, per ricordare, Signore, tutto ciò che tu sei nelle nostre vite, tutto ciò che il Signore ha fatto per noi. E noi abbiamo qua questo tempo per te, Signore, per ricordarti, Signore, che tu sei il Dio delle nostre vite. Tu sei il Dio che merita tutta la nostra lode e il nostro onore, oh Padre, questa sera. E in nome di Gesù noi ti ringraziamo per tutto ciò che sei. Amen. 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 Adesso noi passiamo la parola al pastore Caio. Va bene, eravamo lì al campeggio, eravamo una quarantina di ragazzi, ok, bello gruppo lì. E voi tutto bene? Sì?
Gabriel, tutto a posto? Ok. Gioca domani? Come è andato oggi, Patrick? Avete vinto? Ok. Quanto assiste? Oh! Ok, cari. Stiamo oggi parlando di un argomento molto interessante per noi. Una realtà che tante volte cristiani, mas nós siamo immersi in un mondo che è ostile a noi. Tu já hai vissuto quella esperienza di essere rifiutati, di essere abbandonati, di essere ignorati dalla gente che non accetta il tuo messaggio, quello che tu credi o no? Tu já sei stato messo da parte? E è questo che noi dobbiamo imparare tante volte nella nostra vita, che noi viviamo immersi a una generazione delle persone, a una società, della gente che rifiuta quello che noi crediamo. E è interessante che tante volte noi, per sentirci amati, accettati, noi cominciamo a adattarsi ao loro stile. Ma noi dobbiamo sapere che noi abbiamo una chiamata do Signore, nós siamo stati chiamati da Cristo, nós viviamo un messaggio che è completamente diverso, è nuovo, e questo messaggio deve trasformare questa gente. Abbiamo visto in questo momento nello studio che noi siamo... E l'altra parola? Quella parola che è un po' più difficile. Siamo testimoni e anche ambasciatori. Ambasciatore che cosa fa? Rappresenta quello che da dove lui proviene. Ossia, um ambasciatore brasiliano rappresenta il Brasile dentro di un altro paese. Un ambasciatore italiano rappresenta l'Italia in un altro paese. Se noi andiamo in Giappone, se io vado all'ambasciata italiana, io mangerò la pasta sicuramente, perché quello ambasciatore rappresenta, e noi siamo ambasciatori di Cristo, che rappresentiamo Cristo in un mondo che è ostile. E è questo che noi vogliamo camminare oggi, di un personaggio che si chiama Geremia, che Geremia estava sofrendo com a hostilità, ma lui ha preso uma decisão. E é su questo che vogliamo camminare questa sera. Geremia 9, 1 a 6. Riesce ali, Tataro? Non dimenticare. Sapete o significato della parola tataro in russo? Sapete o no? Tartaruga. Non è vero, Tataro? Ok, potete chiamare lui di Federico. Ok, tá, lui che ha fatto questa battuta con noi un giorno. Geremia 9, 1 a 6. Oh, fosse la mia testa piena d'acqua e miei occhi una fonte di lacrime. Che cosa io farei in mezzo a una generazione che è ostile? Che cosa dice qua? Io? Buongiorno, buonasera. Che cosa farei? Piangerei. Io piangerei giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. Oh, se avessi no deserto un rifugio da viandante, io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lontano da costoro, perché sono tutti adulteri, una donata di traditori. Questa è la gente. Tendo la lingua che è il loro arco per scoccare menzogna, sono diventati potenti nel paese, ma non per agire con fedeltà. Poiché passano di malvagità in malvagità e non conoscono me, dice il Signore. Se guardi ciascuno del suo amico, nessuno si fida del suo fratello, poiché ogni fratello non fa che ingannare. Ogni amico va spargendo calunnia. L'uno inganna l'altro, non dice la verità. Esercitano la loro lingua a mentire, si affannano a fare il male. La tua abitazione è in mezzo al malafede. Per malafede costoro rifiutano di conoscermi, dice il Signore. Nosso Padre, noi vogliamo camminare questa sera nella tua parola e che lo Spirito Santo, Padre, nella tua misericordia possa guidarci in questo momento. Nel nome di Gesù. Amen. Che cosa dice l'ultimo versetto? Questa gente rifiuta di conoscere chi? Il Signore. Ossia, io devo capire una cosa, io sono in mezzo a una generazione di gente cattiva, della malvagità e di una gente che rifiuta di conoscere il Signore. È una realtà che è la mia storia. Perciò noi sappiamo che dove siamo, noi viviamo in una opposizione alla nostra fede. E la gente rifiuta questo. La grande preoccupazione che io ce l'ho è che tante volte la nostra mentalità comincia a adattarsi uguale alla mentalità di questa gente. E è lì che c'è il pericolo della nostra fede.
O se la mia mentalità o è in Cristo, o la mia mentalità comincia a camminare come questa gente che rifiuta il Signore. Io vorrei fare un paragone adesso, un elenco di situazioni qua, che io comincio a vedere se la mia mentalità è in Cristo o no. Federico, vai avanti col prossimo. Adesso devi lavorare un po'. La differenza della mentalità di questa gente e la mentalità che ha in Cristo. La prima, com'è la mentalità del mondo? Che cosa c'è lì? Che cos'è? Che cosa è disobbedienza? Che cosa è disobbedire? Ah? Non obbedire, ok, bravo. Ok, a Federico, prossimo. In Cristo come è la mentalità? Obbedienza. È stato molto interessante, la settimana scorsa abbiamo fatto una riunione, una persona mi ha chiesto, ma Pastore Kai, che cosa è obbedienza? Obbedienza è obbedire tutto quello che mi hanno detto che eu devo fare. Ma se io non sono d'accordo, tu sei un disobbediente. E quando eu sono d'accordo, tu está concordando. Ou seja, a obbedienza è molto collegata a io devo fare quello che io non sono d'accordo. Ti piace fare qualcosa che tu non sei d'accordo? E è lì che crea dentro di me quello dove è la mia mentalità. Perciò quando entra l'obbedienza, la mia mentalità è in Cristo. Quando eu sono disobbediente, eu só faccio quello che io sono d'accordo, io sono disobbediente. Ou seja, quante volte i genitori hanno detto, tu devi fare questo, 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 e tu dici, io non sono d'accordo e non lo farò. Tu sei un disobbediente. E è interessante che la mentalità di Cristo è obbedienza. E Cristo fu obbediente fino a quando? Chi si ricorda? Fino alla morte e morte di croce, perché mi ama. Ou seja, eu sono amato e c'è un obbediente che è rimasto fedele a questa obbedienza fino alla morte. Perciò quando eu sono obbediente, che cosa succede, Federico? Prossimo. Va. La desobbedienza sparisce. E adesso, qual è l'altra caratteristica del mondo? Egoismo. E qual è il senso della mentalità di Cristo? Federico, adesso deve lavorare tanto. Qual è la differenza di egoismo e servo? Egoismo, eu penso em me stesso. Eu sono il centro, dopo vediamo questo. O servo vede la necessità e agisce. Vede la situazione e agisce. Non neanche pensa di essere chiamato. Ou seja, la mentalità di questo mondo, che è opposizione a Cristo, è una desobbedienza e ha anche un egoismo. Io sono o centro. Ma o senso della mentalità di Cristo è essere obbediente e essere servo. Qual è il diritto del servo? Nessuno. O servo non ha diritto, serve. Ou seja, dove c'è la necessità, io sono lì presente. L'altro punto della mentalità di Cristo. Quando eu sono servo, lo egoismo sparisce. Próximo. O centro è l'uomo, mentalità del mondo. La mentalità di Cristo, o centro è Dio. Quando eu sono arrivato in Italia, penso che solo Riccardo qua che esisteva, c'era una pubblicità della Vodafone che cosa diceva? Tutti intorno a te. C'era a Vodafone che faceva una pubblicità molto bella, che a pubblicità, e diceva Vodafone, tutti intorno a te. E la gente crede. Ou seja, pensiamo che noi siamo il centro della storia. Tu non sei il centro della storia. Non è tutto intorno a te. Tutto è per glorificare a Dio. Purtroppo hoje nós vivemos questo periodo di ideologia molto pericolosa, dove l'uomo è il centro, l'uomo ha i diritti e noi dobbiamo adempiere il diritto dell'uomo, ossia noi dobbiamo scoprire qual è il diritto che l'uomo, la donna hanno e noi dobbiamo soddisfare il diritto. Non è così. Il centro è Dio. Ossia, la mentalità di Cristo è esaltare e glorificare il nome di Dio. E è questa mia responsabilità di imparare. O centro non sei tu, o centro è Dio. E tu, come servo, devi glorificare a Dio. Próximo ponto que nós devemos ver na mentalidade do mundo, qual é? Posso, que coisa dice? Penso, se lá, alla minha situazione. Mentalità di Cristo, penso alle situazioni degli altri. Tu conosci la situazione degli altri, la sofferenza degli altri, i dolori degli altri?
Tu hai empatia con le altre persone o tu sei un antipatico? Tu hai empatia di stare nella sofferenza degli altri? Tu conosci o dolore e la sofferenza? Tu sai che cosa Gabriel está passando, Lucas? Gabriel, tu conosci la situazione di Lucas hoje? Não. Ou seja, o quanto é importante que eu devo haver empatia, eu devo vedere che la situazione dell'altro è più importante della mia situazione. Tante volte nós ci sentiamo, la mia sofferenza, il mio dolore, la mia storia, le mie difficoltà. Calma, e gli altri? Questa settimana ho conosciuto una storia di una persona che io sono rimasto fermo. Una persona che noi conosciamo, una storia difficile, e ho cominciato a pensare, wow, la mia storia non si paragona per niente con questa persona. E tante volte noi cominciamo a pensare, la mia storia, la mia famiglia, le mie situazioni, i miei dolori, ma gli altri. Ossia, la mentalità di Cristo, eu comincio a vedere, eu penso nella situazione degli altri, e eu comincio a camminare pensando negli altri. Perciò che Gesù toccava a guariva, Gesù stava a fianco, manifestava un'azione di trasformazione, eu devo stare a fianco delle persone. Eu non sono centro e creare solo i miei amici lì. Calma! Mentalità do mundo é oposizione a Cristo. Próximo. Quando c'è un diverso, che cosa fa la mentalità del mondo? Rifiuta. La mentalità di Cristo, quando c'è un diverso, che cosa fa? Va, Federico? O diverso cammina con me. Ti piace camminare con una persona che è diversa di te? Ti piace scoprire un diverso di te? Ossia, io preferisco creare solo il mio gruppo delle persone che sono miei amici e basta. Nel mio compleanno, nella mia festa, solo quelli che sono simili a me. C'è qualcosa di sbagliata. Qual è la persona più diversa di me? Chi è la persona più diversa di me? Vai sapere, vai conoscere bene. Qual è la persona più diversa di me? C'è un nome. Comincia con Ast e finisce con Trido. È la mia moglie. Eu e Astrid somos completamente diversi. Astrid sono delle caratteristiche in Astrid che io non riesco mai a arrivare. Ci sono le caratteristiche nella mia vita che Astrid mai arriverà. E siamo diversi. Da 33 anni che stiamo assieme. Che cosa ci unisce? C'è una parola che comincia con A e finisce con amore. Che cosa ci unisce? L'amore. La Bibbia dice che l'amore copre una moltitudine di peccati. Ossia, io cammino com Astrid da 33 anni bene. Io so che lei è molto diversa di me e io sono diverso di lei. Ma se non fosse l'amore, non potevamo stare assieme. E ci unisce. Perciò quando eu trovo una persona diversa, eu devo subito non vedere i problemi, gli sbagli e diventare un critico di questa persona. La mentalità in Cristo, quando eu trovo una persona diversa di me, eu devo amare quella persona. Eu devo stare vicino a quella persona. Eu devo scoprire la ricchezza che c'è in quella diversità. Perciò se quella persona è diversa, eu devo svuotare da me stesso e stare vicino delle persone che sono diverse di noi per stare assieme. Chi si ricorda che Gesù aveva un grande gruppo di apostoli, di discepoli. Aí una sera, una notte, Gesù passa tutta la notte in preghiera e sceglie i 12 apostoli. E inserisce insieme due personaggi che erano molto difficili. Uno si chiamava Matteo e l'altro si chiamava Simeone il Zelote. Matteo era un traditore del popolo di Israele. Simone il Zelote era un nazionalista che portava un coltello, ma tinha quello coltello come si dice, com um arco così, che passava per un collo e tagliava la testa della gente. Questo era Simone il Zelote, un apostolo di Gesù. E Matteo era un traditore. E questo Simone, se trovasse Matteo, che cosa faceva con Matteo? Tagliava la testa. Che cosa fece Gesù? Venite qua voi due e sarete miei apostoli, oltre a discepoli. E Gesù inserisce tutti e due assieme.
Potete immaginare la paura di Matteo dormendo sotto una tenda, avendo al suo fianco questo zelota, questo Simeone, al suo fianco con quello coltello, e Matteo poteva avere, adesso lui può uccidere a qualsiasi momento. Era lì, Simone, zelota, ao fianco con Matteo. Perciò quando tu vedi la persona, guarda la persona che è di qua e guarda la persona che è di qua, faccia un sguardo adesso, perché tu sei seduto sicuramente con la persona che è più simile a te, ma guarda le persone diverse e vedi, Gesù vi ha messo nella stessa chiesa, nella stessa sala, perché vuole fare qualcosa con voi che siete diversi. E questa diversità che è preziosa, perciò che Gesù vede o diverso e cammina com questo diverso e mi insegna a camminare com o diverso. E questo è il principio. Tataro, próximo. La libertà nel mondo che cosa dice? Eu sono livre, eu faccio quello che io voglio. Chi pensa in questo modo? Io no, io pensavo così. Sono libero, faccio quello che io voglio. Se questa sera eu vorrei fare questo, io farò. Che cosa ci insegna Cristo? La libertà deve fare che cosa? Per fare quello che Dio ci guida. Vida com Cristo é a grande libertà. E o Signore ci guida na liberdade de vita, não na liberdade de escravidão. Perciò il mondo ci insegna con quella mentalità, io sono libero. Questa sera io faccio questo, domani farò questo. Se io vorrei studiare, io studio. Se eu non vorrei studiare, non studio. Io farò questo. Calma, questa non è libertà, questa è schiavitù dei tuoi piaceri. Ma Cristo ti dà una libertà per portare a una vita più libera e più avanti. Tataro, próxima. O mundo ti insegna a essere ribelle. La mentalità del mondo, se c'è una legge, io sono contrario. Se eu devo salire per questa porta nella corriera, io salgo per l'altra che è di scendere. Io sono così. Che Cristo mi insegna che cosa? Sotto missione. Chi è il responsabile per il suono di questa sera qua? È Wesley. Io devo sottomettermi a lui nell'area del suono. Sotto missione. Chi è il responsabile della proiezione? Tataro. Io devo sottomettermi a lui nell'area della proiezione. Ossia, quando esistono le persone con responsabilità, io mi sottometto. La responsabilità è con loro. O ribelle che cosa fa? Ah, lui è quello? Ah, io faccio diverso suono qua, io prendo l'altro microfono, lui mi ha detto che deve essere questo, no, io prenderò l'altro. Questa è ribellione. Ah, mi hanno detto di sedermi davanti, io no, mi siedo qua indietro. Questa è ribellione. Ossia, o mundo mi insegna che io devo vivere come io penso che è più corretto. Io sono il centro, io devo fare quello che io voglio, ho la libertà. Chi siete voi per dire che devo fare questo? Cristo mi insegna la sottomissione. Io devo sottomettermi ai miei responsabili. E è quello che io devo imparare nella vita. Próximo, Tataro. O mundo mi insegna che io devo? Cristo mi insegna che io devo? Unir. É interessante que a mentalidade do mundo, se c'è una persona diversa che non mi piace, mi separo. Se c'è qualcosa che succede in mezzo a una comunità, io abbandono. Cristo mi insegna, io sto unito. C'è unità, un solo spirito. E è questo che Cristo mi insegna. Avanti, l'ultimo. O valore più alto sono io. Cristo mi insegna che il valore più alto qual è? Il valore più alto è o livre. Quando eu comincio a capire che il più alto è glorificare a Dio, tutte le altre cose sono spazzature. Così io devo capire che il valore più alto della storia è tutto quello che io faccio per Cristo, è per Gesù. Quando eu comincio a pensare troppo in me, è spazzatura. Quando eu comincio a glorificare Dio, è lì la ricchezza, è quello che Cristo mi insegna. Perciò vieni di nuovo, Tataro, l'ultima, check, è lì, avanti. Ossia, da che parte la mia mente è oggi? Sente sincero com voi stessi, non ho bisogno di dire a me. Ma da che parte tu ti senti oggi? Tu ti senti più con la mentalità del mondo o con la mentalità di Cristo? Perciò questo mondo è una opposizione alla mentalità di Cristo. È il contrario. E adesso eu comincio a pensare che cosa succede quando una persona obbediente incontra una persona disobbediente. Che cosa succede?
Que cosa succede quando uma pessoa que é um servitore di Dio, um servo, incontra uma pessoa que é egoísta? Que cosa succede quando uma pessoa que ama o diverso trova uma pessoa que só tanto critica o diverso? Que cosa succede quando uma pessoa que protege a gente trova uma pessoa que comincia a parlare della gente e comincia a tornare le persone ignobili, indegna, volgari? Que cosa succede? E perciò che io devo sapere che questa è la realtà. E lo Spirito Santo che è nella nostra vita ti spinge a vivere la realtà della mentalità di Cristo. E quante volte noi pensiamo, ce l'ho lo Spirito Santo che mi porta alla salvezza, ma tu ce l'hai lo Spirito Santo per guidarti a avere una mentalità in Cristo. Eu não te l'ho lo Spirito Santo solo della garanzia della mia salvezza. Eu te l'ho lo Spirito Santo per guidarmi a avere la mentalità di Cristo in questo mondo. Perciò che questo mondo, la mentalità do mundo, rifiuta tutto quello che è in Cristo. Ou tu pensa que um desobediente ama uma pessoa obediente? Ou tu pensa que um rebelde ama uma pessoa que é um servo, é uma pessoa que está caminhando bem? Ou tu pensa que uma pessoa que abandona tudo ama aquela pessoa que unisce? Não existe um confronto muito grande. Perciò a nossa sociedade é uma sociedade insoddisfatti. E nós estamos vivendo hoje um período muito perigoso della insoddisfazione. E quando tu cominci a leggere, tu vedrai che nel passato non avevo tanto divórcio. Hoje, se minha mulher e meu marido tinham qualquer problema, eu abandono. Perché io sono insoddisfatto. Ossia, io se la chiesa c'è qualcosa che non mi piace, io cambio di chiesa. Se c'è qualcosa no meu grupo de estudo que não me va bene, io cambio de grupo de estudo. Se c'è qualcosa no sábado, eu não vengo più, perché io sono sempre insoddisfatto. Eu comincio a pensare che io sono il centro della storia. Eu devo sapere che Dio mi ha chiamato a essere responsabile delle cose più importanti. E la responsabilità è che devo mantenere per sempre. Ossia, è questo principio che è importante nella vita. Io ho celebrato un matrimonio 33 anni fa e adesso sono responsabile di mantenere questo matrimonio nonostante la diversità, nonostante le situazioni delicate, ma io mantengo perché è basato sull'amore che Dio mi insegna e io sono responsabile. Abbiamo preso questa chiesa 20 anni fa e Dio mi ha dato, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, ho preso una responsabilità che io devo mantenere. E voi, quando avete preso una decisione per Cristo, dovete mantenere questa responsabilità. Ma hoje per noi tutto è scartabile. Hoje eu vado ao McDonald's, mas se próximo sábado, hoje, questa sera, loro mi danno un hambúrguer che non mi piace, io vado nell'auto McDonald's. Io sono così. Ossia, se eu não sono soddisfatto, io cambio. E é interessante, questo mi viene la preoccupazione con voi. Ossia, hoje eu penso, 5 minuti di piacere è molto più importante di un'eternità. 5 minuti di un piacere di una droga mi dà più piacere di una responsabilità più alta. 5 minuti di un piacere di stare lì abbracciato con una ragazza che non è la mia fidanzata, con un ragazzo che non è il mio fidanzato, e stare lì a scambiare dei baci molto forti. 5 minuti, 10 minuti di piacere è molto più importante di mantenere le cose più eterne. Hoje per noi 5 minuti sembra che è la cosa più importante e noi non siamo più responsabili. È questa la nostra società. E noi stiamo buttando la nostra vita dove? In una spazzatura. Perciò la società che Geremia aveva era così. La società che noi abbiamo oggi è così. E in quel momento che noi vediamo la sofferenza. 1 Timoteo 4,2 dice così: do che proporrando cosa falsa pela ipocrisia, cauterizzati nella propria coscienza. Cauterizzati significa la mente já è bruciata. Io conosco tante persone che già si hanno vissuto tanto con la droga che la mente já è bruciata. E noi pensiamo, una droga qua, una droga lì, non c'è problema. Brucia la mente. Ossia, questo peccato qui, questo peccato, brucia la mente. E se noi cominciamo a giocare con queste cose che sembra banali, la nostra vita sarà bruciata, la mente cauterizzata, la coscienza bruciata. Io devo stare attento su questo. E questa era a società di Geremia. E è interessante che cosa fece Geremia con questa società? Lui ha criticato questa società? Lui ha cercato di distruggere questa società? Che cosa fece Geremia? Chi si ricorda? Lui ha fatto solo una cosa.
Dio, volevo avere sulla mia testa un secchio d'acqua. Vorrei avere una cassa di millilitri d'acqua perché io stavo piangendo per questa società. E qua che noi dobbiamo avere come cristiani lo stesso sentimento di Geremia e di Cristo. Quando Gesù vide Gerusalemme, che cosa fece Gesù? Pianse. Ha cominciato a piangere per Gerusalemme. Nós dobbiamo piangere per i nostri amici che stanno là nel mondo, soffrendo e sono opposizione a noi. Eu devo piangere per questa società che sta soffrendo e sta morendo. Eu devo imparare a piangere con questa gente. Perciò la mia mentalità in Cristo è vedere la sofferenza di questa gente malvagia e piangere e non criticare. E tante volte noi abbiamo quel sentimento, deve succedere così. Ha seminato, raccogli. Gesù ha pianse. Geremia pianse per questa gente. E nós dobbiamo imparare a soffrire com questi che stanno soffrendo. Quanti amici vostri hoje estão vivendo uma vida triste? Quanti amici di nós hoje estão vivendo ali calúnia, engano, menzonha, malvagità? É uma vida triste. E, in vez de criticar, nós dobbiamo piangere con loro. Era questa gente. Quanti di nostri amici oggi hanno un'amarezza con la loro famiglia, con la loro storia, con il loro passato, un'amarezza, un dolore, mancanza di perdono, cercando la vendetta, farò questo con quello là, senza speranza per un futuro, senza sogno. Quanti amici vostri nella scuola, dove voi abitate, stanno soffrendo oggi? Un pensiero di togliere la vita, disperazione. Quanti amici? Perché loro non hanno la gioia della mentalità di Cristo. È Cristo che ci libera di questo, ci libera di questo. Perciò o mundo è critico e soffre, ma io non posso criticare questo mondo, perché qualche tempo fa ero io che ero lì e Cristo mi ha liberato, e con le lacrime. Perciò io non posso desiderare o male a una mentalità del mondo. Leggiamo Luca 19, 41, 47, ricordare Gesù. Perciò quando Gesù foi vicino vedendo la città, che cosa Gesù fece? Pianse su di essa. O pianto di Gesù, dicendo, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre dalla tua parte, ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno intorno delle trince, ti accercheranno, ti stringeranno di ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Era Gerusalemme che aveva rifiutato Cristo. È un mondo che rifiuta Cristo. In quel momento non posso criticare, io devo piangere. Quanti amici vostri hanno rifiutato Cristo? Io devo piangere. Quanti parenti della tua famiglia, fratelli, sorelle, genitori, figli, io devo piangere. Perciò Gesù pianse per questa gente, Geremia pianse, Mosè intercede. Seconda Pietro 2:22. Per favore non dimenticare questa frase, questo testo qua, e è facile. Seconda Pietro, capitolo 2, versetto 22. Tutte e due, sempre due. È avvenuto il loro quello che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Qua sta parlando di quella persona che hanno conosciuto la mentalità di Cristo e hanno abbandonato. O cane ritorna al proprio vomito. Quante persone che hanno conosciuto Gesù e abbandonato Cristo e oggi stanno vivendo una tragedia di vita. Io conosco tanti. Stanno vivendo una situazione difficile e critica. Quanti noi conosciamo che hanno rifiutato Cristo e stanno vivendo nel vomito? Quanti che tu conosci che hanno gustato, hanno conosciuto lo Spirito Santo, hanno conosciuto la parola, hanno conosciuto Cristo e hanno girato le spalle e hanno abbandonato Cristo? Questo succede. Io non posso pensare che non succederà di noi. Se io abbandono Cristo, sarà la mia vita vomito. Questo sarà la mia vita rotolarsi sul fango. Questo sarà la mia storia se io abbandono la preziosità di Cristo. Le conseguenze sono forti. E tante volte eu penso che la vita con Cristo, se eu não ce l'ho Cristo, posso abbandonare, tornare o mondo. Torna.
e tu vedrai la sofferenza della tua vita e noi staremo piangendo per te. Perciò non tornate ao fango, ao vômito. Abbracciate questa causa, altrimenti la tua vita sarà un disastro. E nós estamos sofrendo. Nós não possiamo immaginare le conseguenze di quello che rifiutano a Cristo. Io conosco tanta gente che già mi hanno usato quella frase: io saprò sopportare le difficoltà. Non si sa, non si può. Le difficoltà saranno più grandi e più gravi di quello che eu posso resistere. Perché quando eu abandono o Signore, eu entro in una storia che non avrò più quella guida, protezione e sicurezza do Signore. Se com o Signore nós sofremos momenti difficili, mas nós sopportiamo perché Lui è con noi. E senza Dio sarà fango e vômito. Perciò non si può adesso criticare, ma si deve piangere per questa gente. Perciò che Geremia 17,16 dice: quanto a me, eu non mi sono rifiutato di essere loro pastore alle ordini tuoi, né ho desiderato giorno funesto, tu lo sai, quanto è uscito dalle mie labbra è stato manifestato davanti a te. Geremia, nonostante che la gente aveva rifiutato, io continuo a essere il tuo pastore, perché lui piange e lui rimane fedele alla chiamata del Signore. E è questa la chiamata che il Signore ci dà. Perciò quando abbiamo una chiamata do Signore, nonostante il dolore e la sofferenza della gente, io rimango fedele a quello che il Signore mi ha chiamato. Qual è la chiamata che Dio ti ha dato? Qual è la chiamata che Dio ti ha chiamato, ti ha dato e che tu devi eseguire e fare? Rimani fedele e lì tu vedrai le grandi cose do Signore. Dio ha chiamato per te, in mezzo a un popolo difficile, a una generazione difficile, a un gruppo di tradimento, a un gruppo delle persone critiche. È lì la nostra chiamata. È lì che io devo piangere con questa gente. Io non sono stato chiamato soltanto a quelli che sono buoni ai miei occhi, ma a quelli che sono molto, molto difficili ai miei occhi. È lì che è la mia chiamata. Perciò noi siamo stati chiamati a trasformare queste persone, a portare questa persona a adorare il vero Dio, a essere servitori do Signore, uscire di quella mente del mondo e entrare nella mente di Cristo. E quando eu comincio a gustare la mente di Cristo, non posso tornare indietro. Dio mi ha chiamato a questo. Noi conviviamo con le persone che soffrono e sono ammalate. E queste persone hanno bisogno della guarigione di Cristo. E tu sei stato chiamato a questo. Amém? Qual è la tua chiamata? E non abbandonare quello che il Signore ti ha chiamato a eseguire e a fare. Altrimenti o vômito e o fango arriveranno. Speriamo che non succeda. Perché se succede, piangeremo, soffriremo insieme. Preghiamo. Prende la mano della persona al tuo fianco. Prende la mano, abbraccia, perché questa persona è preziosa per te. Pensa nella tua vita, come sta la tua vita con Cristo? La tua mentalità è più vicina a Cristo o di questo mondo? Nostro Padre, la tua parola è una, non cambia, è la stessa, è potente e la tua parola è autorità. Io prego per questa generazione di adolescenti qua, che loro possano gustare, abbracciare la tua causa. Posso abbracciare e vivere questa tua causa, Padre. E essere quello che abbiamo parlato all'inizio, ambasciatori di Dio, in mezzo a una generazione che arriva. Ma che questa generazione, oh Padre, sia obbediente, siano servitori, siano veramente tuoi figli, oh Padre, luce e salve. In mezzo a una generazione che rifiuta, loro possono trasmettere il tuo messaggio di liberazione e salvezza. Viviamo, Padre, un gruppo di persone nel mondo che è schiava dei loro peccati, del loro egoismo. Ma tu ci hai insegnato a essere liberi e liberi per te. Grazie, oh Padre, perché questa vita è arrivata a noi. Che misericordia e grazia. Nel nome di Gesù. Benedici questa generazione, Dio Padre. Amém? Pode dar um abraço, mas não nella persona al tuo fianco, perché abbracciare il tuo fianco è facile. Abbraccia le persone che sono sedute di qua, che sono sedute di là. Esce del vostro posto e va a abbracciare quelle che tu oggi non hai neanche forse salutato. Quella sì, sì.
abbraccia. E se tu non conosci un nome, che tu cominci a dire, ma come ti chiami? E vai lì, abbraccia questa persona, esce dal tuo posto, perché questa persona è preziosa agli occhi del Signore e anche per te. Che tu possa fare quell'abbraccio ma forte, che la persona possa dire, calma, non tanto così forte, ok? Ma che tu possa dire o quanto tu sei prezioso in questa camminata assieme. Io non vorrei criticarti, io vorrei amarti e piangere insieme a te perché questa è storia. Amém? La parola è tua. Io so di mille storie che narrano di te, ma nella notte hai sussurrato al mio cuore, mi hai detto che ti do gioie, che sei sempre con me. Io tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei. Sono amato da te, sono io, proprio io. Ho visto molti cercare risposte lontano da te, ma so che ogni risposta proviene solamente da te e conosci tutto già prima che andiamo con te. Io so sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei. Sono amato da te, sono io, proprio io. Sei perfetto in ogni tua vita, sei perfetto in ogni tua vita, sei perfetto in ogni tua Amore innegabile che scuote tutto in me, pace inspiegabile che io mai capirò. Tu mi chiami, conoscerò fondo il tuo amore profondo, il tuo amore profondo. Tu sei come un padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei. Sono amato da te, sono io, proprio io. Io tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei. Io sono amato da te, sono io, proprio io. Amém. Grazie Signore, perché noi sentiamo, Padre, che noi siamo amati da te, oh Padre. Sentiamo che il tuo amore, oh Padre, per noi è un amore che non ha misura, oh Padre, e ti lodiamo per questo. Amen. E Lucas. Bene gli avvisi,
Christmas Party. Il sabato 16 dicembre alle 19. Vestitevi da Natale, per favore. Altri avvisi? Un winter camp dal 26 al 30 dicembre. Questo non lo sapevo neanche io. Sorpresa. Altro avviso importantissimo: oggi non ci saranno i piccoli gruppi, quindi se dovete andare via, uscite presto, visto che non ci sono i nostri giovani. Basta. Raccolta di beni di prima necessità. Se volete maggiori informazioni parlate con Maggie, Gia e Gaetano, che sono in campeggio. Quindi se volete parlare con qualcuno chiedete al Pastor Caio. Ogni giovedì del mese, giovedì, abbiamo le nostre preghiere per un mondo ferito e tormentato. Parlate con Pastor Caio, visto che Maggie non c'è comunque. Bene? Ok. Offerta? Amém. Stiamo in piedi e finiamo lodando il nostro Signore. Sono forte se spero nel Signore, se confido nel Signore. Mentre noi lo facciamo, lodiamo e facciamo il nostro periodo di offerta. Amém? Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore.
Grazie Padre per le offerte, grazie Padre per questo tempo che ne abbiamo passato qui, Signore, insieme. Grazie Signore per la tua parola, grazie per tutto ciò che hai fatto nelle nostre vite, per la nostra comunione. Signore, ci dà, oh Padre, ogni giorno quello che noi abbiamo bisogno. Le tue misericordie si rinnovano ogni giorno. Grazie per tutto ciò e in nome di Gesù. Amen.